messaggio è per il Comune di Udine Israele è un ospite non gradito. Esatto. Stringi. Beh, Certo. sì. Ma uno Stato che sta compiendo, un governo che sta compiendo crimini di guerra contro l'umanità, in cui c'è un mandato d'arresto internazionale, non è questione che a me piace o a me non piace. È questione che ci sono dei dati, ci sono dei fatti. E a chi vanno quei soldi eventualmente della donazione? Anche su questo io vorrei fare una precisazione. Non è, come diceva il collega, se non pagate non potete giocare. Perché qua il fatto che la partita si svolga nessuno l'ha messo in discussione. No, qua si tratta di un patrocinio. No, scusa, patrocinio. Il patrocinio. Non ho detto che non potete giocare. No, no, perché prima ha detto se non paghi non puoi giocare. No, scusa, mi sono qua stiamo sbagliato. parlando del patrocinio. Patrocinio. Il patrocinio non è un atto dovuto, c'è un regolamento del Comune di Udine che riguarda i patrocini. Sì, ma non parliamo di cose semplici. Non... Allora, ora, questa cosa chiaramente c'è un'interlocuzione, è da vedere eventualmente, eccetera. Chiaramente si parlava in Consiglio Comunale, il sindaco, riporto quello che ha detto pubblicamente in Consiglio Comunale, il sindaco ha parlato di una proposta di dare dei fondi a vittime di guerra, lui ha parlato sia di israeliani che di palestinesi e ci sono insomma un sacco di... Ora, io non so di che cosa si sia parlato con la FIFA, ripeto, quindi, però quello che posso dire è che ci sono un sacco di organizzazioni come l'UNHCR, come i Medici Senza Frontiere, insomma sono un sacco di realtà eventualmente anche israeliane. Hai già ripetuto del regolamento. Almeno 3 volte la stessa cosa, no? Ho capito quello che stai dicendo. Ma continuiamo a far finta che questo non succeda. Oltretutto, quello che c'è scritto sui giornali, l'incasso dovrebbe essere 500.000 euro, c'è scritto. E bisogna dare questi 500.000 euro a questa organizzazione che dici tu, oppure a chi ha avuto dei morti. Questa non è una cosa che ho mai proposto io, è una cosa che ha comunicato l'ha detto il sindaco. Comunale. Quindi voglio dire, come si fa? Ma, oltre ad essere sbagliato di principio, che quindi io non sono totalmente d'accordo, ma è anche difficile fare questa cosa. È solo una motivazione stupida per non dare questo benedetto patrocinio. Allora, solamente perché voi avete questa idea, ve la tenete, punto fine, e nessuno ve la toglie. Torno a dire, ma lavorate solo per il 50% della città, non per tutti i cittadini.